2 luglio, ore 17:53 e 43 secondi. Luigi Nasato intercetta Vincenza Saracino dopo averla attesa per un'ora e mezza all'incrocio tra via San Vitale e via Maleviste. Sono gli ultimi istanti di vita della donna prima dell'orrore. I fotogrammi delle telecamere pubbliche e private, fondamentali per le indagini, riprendono passo dopo passo quei momenti drammatici. Ore 17:53, 47 secondi. La vittima e il suo assassino percorrono la strada in bici, lei davanti, lui dietro. Enza non sembra sospettare nulla. Ore 17:58. Continuano lungo la strada, parlano tranquillamente come nulla fosse, ma lui sta già pensando di attirarla in quella che poi si trasformerà in una trappola mortale. Questa è l'ultima immagine di Vincenza prima dell'efferato delitto. Poco dopo la donna entra nel cortile del casolare. 10 minuti, tanto basta al suo assassino per ucciderla barbaramente. Dopo averla colpita con diversi pugni in faccia, estrae il coltello che si è portato dietro, le sferra 5 colpi in faccia, sul collo. La cinquantenne è a terra esanime. Sono le 18:10. Da quel casolare esce solo lui. Luigi Nasato, italo-venezuelano, in sella alla sua bici torna come nulla fosse a Vedelago, dove è ospite da alcuni cugini. Il giorno seguente si fa portare all'aeroporto di Venezia, in mano un biglietto per il Venezuela con tappa a Madrid, dove da qualche tempo lavorano i genitori con il fratello minore. In Spagna si ferma per una decina di giorni, poi il viaggio verso il Venezuela. Il 32enne pensa di essere al sicuro dopo aver massacrato Vincenza, ma la sua fuga dura poco. Venerdì scorso, a casa del nonno, dove il giovane abita, arrivano gli uomini dell'Interpol. Per lui scattano le manette. Per ora l'accusa è omicidio volontario aggravato da futili motivi, ma non si esclude che possano contestargli anche la premeditazione. L'assassino della porta accanto, lui aveva vissuto per anni vicino alla vittima. I contrasti che c'erano stati insomma, non avevano una sostanza importante, ecco, non c'erano motivi particolarmente economici né relazioni sentimentali, e quindi non si capisce bene perché, ma le telecamere danno un quadro abbastanza netto di come si sono svolte le cose. È partito l'iter per richiedere l'estradizione di Nasato. Ora bisognerà attendere la risposta delle autorità venezuelane. Solo lui potrà raccontare cosa lo ha spinto ad uccidere Vincenza e soprattutto con quale pretesto l'ha tirata fino al casolare abbandonato. Fra le ipotesi, quella che lui potesse considerare la donna responsabile di essersi intromessa nelle sue vicende personali e familiari. Una personalità, quella del 32enne, disturbata, problematica, ha nascosto le sue intenzioni, la sua pericolosa follia, parlando con Vincenza prima di ucciderla senza pietà.